che sta arrivando adesso la Aude Le Moudin. Abbiamo detto che questa bellissima ragazza, questa signora, ha conquistato il primo posto nei campionati mondiali del 2013 su questo suo velivolo Extra 330 con un motore da 315 cavalli. Naturalmente i campionati che lei ha vinto è per l'acrobazia individuale, freestyle. Voi vedete questo velivolo molto bello, molto veloce fra l'altro, ed è in grado di effettuare una rotazione sull'asse superiore ai 420 gradi al secondo. Quindi una velocità di rollio che è veramente non assimilabile ai nostri velivoli da caccia, perché sono delle velocità di rotazione non solo, ma anche il numero dei G che può subire questo velivolo è di più o meno 26 G, cosa che è impossibile per un pilota di sopportare. Vedete questo volo a coltello molto preciso. La Aude Le Moudin è stata qui presente lo scorso anno. E una curiosità che volevo raccontarvi, l'ho detta anche ieri ma oggi la riconfermo: lei ha effettuato il suo volo e quando è tornata a casa è andata a fare delle analisi e ha scoperto di essere in stato interessante, quindi ha volato con in grembo il figlio di un mese di età e quindi ha avuto già il suo battesimo dell'aria. La campionessa, la Le Moudin, è proprietaria di questo velivolo ed è pilota essa stessa di un Boeing 747 per cui vola durante il suo mestiere, durante tutto l'anno, e nei weekend o quando ha tempo libero va a esercitarsi su questa bellissima macchina. Guardate le quote che sta mantenendo la nostra campionessa. La stiamo esaminando, la stiamo guardando, proprio la parola esaminare è il coso giusto, perché lei sta volando all'interno di un cubo che ha 1000 metri per 1000 metri per 1000 metri ed è rispetto al suolo a una distanza superiore ai 300 metri. Naturalmente noi possiamo godere di questo spettacolo grazie al supporto della Breitling, che ha concesso la Le Moudin di venire qui a Jesolo ed esibirsi per noi in questa splendida giornata di sole e di caldo. Ripeto, la macchina con la quale lei sta volando ha un peso di 630 kg, quindi le manovre che lei effettua sono manovre tipiche del volo professionale, acrobatico. Ripeto, lei è detentrice di un trofeo mondiale per quanto riguarda sia lo stile libero sia per quanto riguarda l'acrobazia a squadra. Fa parte di una squadra che ha vinto appunto tutti insieme i campionati mondiali. Guardate la precisione con la quale vengono effettuate le manovre, questo volo a coltello che richiede grande coordinamento. I piloti che sono qui lo vedono, lo sanno perfettamente quanto sia importante. Ripeto, voglio di nuovo sottolineare e ringraziare, e dobbiamo ringraziare tutti noi, la generosità con la quale la Breitling, che voi conoscete tutti come una delle più grandi ditte costruttrici di cronometri di precisione, ha voluto concedere con questo velivolo e con la sua presenza qui a Jesolo la partecipazione a questa manifestazione internazionale, la Aude Le Moudin, che noi stiamo continuando ad ammirare. Il peso massimo al decollo di questa macchina è di poco superiore agli 830 kg e ha una velocità massima che non dovrebbe mai superare di oltre i 400 km/h. Questo velivolo è stato costruito da un ingegnere tedesco, tale Walter Extra. Vedete questi globi imperfetti sottolineati dai fumi. Walter Extra era un pilota acrobatico anch'egli
e che, stanco di vedere prevalere i velivoli sovietici a quell'epoca nelle competizioni internazionali, ha deciso di costruire a suo tempo un velivolo proprio per sé, per riuscire a competere con queste macchine sovietiche, con il volo rovescio. Poi questa ragazza, ormai questa mamma, questa giovane mamma, se voi la vedete è veramente una bella donna, e fa onore alla categoria delle signore e soprattutto delle mamme. Il bambino quest'anno ha compiuto 1 anno ed è con lei, naturalmente non è in volo in questo momento, con il marito della signora, che è quello che poi gli ha portato l'aeroplano a Caposile, da cui è decollata la Le Mans per presentarci il suo programma di volo. Il motore di questa macchina è come quasi tutti i motori delle macchine classiche di questo tipo. Ecco, vedete in questo volo a coltello sia da una parte che dall'altra, è una specie di saluto che Le Mans vuole fare a tutti quanti noi. Certo che non è un velivolo rumoroso come quelli che siamo stati abituati a sentire in questa ultima mezz'ora, ma è pur sempre una macchina che dà grandissima soddisfazione sia al pilota che a coloro che assistono a queste manovre. Per assistere a un campionato mondiale vorreste vedere che poi ai lati di questo cubo ideale di 1000 metri per 1000 metri ci sono i giudici di gara che devono giustificare, devono vedere anche quando il pilota in gara sfora, cioè va al di fuori di questo cubo, e sono penalità, sono delle penalizzazioni che condizionano poi il punteggio finale e quindi il punteggio di classifica. Per quanto riguarda le donne, ripetono Le Mans insieme a 2 piloti americani. Vedete, lei ha inclinato il velivolo verso di voi, così ha potuto anche vedere la quantità di persone che la stanno ammirando in questo momento. A 16 anni la Le Mans ha acquisito il brevetto di pilota privato e a 22 il brevetto di acrobazia illimitata nella precisione dei comandi. Ripeto, l'ingegnere Walter Extra aveva voluto creare questo velivolo, il primo l'aveva chiamato Acro Laser, le A2300, che ha volato, pensate, nel 1983. Da allora si è evoluto fino ad arrivare alla 330. Questa macchina è utilizzata anche da pattuglie acrobatiche straniere, come ad esempio il Jordanian Falcon, che operano